24 settembre 2019, buona giornata, benvenuti, bentrovati con il nostro consueto giornaliero appuntamento dedicato al mondo dello sport dal lunedì al venerdì. Poi vi raccontiamo tutto quello che succederà nel weekend, naturalmente all'inizio della nuova settimana. E allora vi ricordo www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che in modalità on demand vi fa trovare in qualsiasi momento della giornata tutte le interviste, i reportage, le nostre chiacchiere, naturalmente i nostri servizi relativi al mondo dello sport per l'appunto. Mentre se amate ancora la televisione tradizionale, digitale terrestre, canale 95 in questo caso per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente a Caffè TV 24, ogni sera 19:40 il primo appuntamento con lo sport, nella seconda parte di serata e poi in replica nella primissima parte del mattino, sempre per quanto riguarda Caffè TV 24, canale 95, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mondiali di ciclismo in Inghilterra e finalmente arriva una splendida medaglia d'oro da Tiberi, laziale di soli 18 anni, corre con il team Ballerini. Partito anche il mondiale di rugby in Giappone, esordio dell'Italia, lo saprete, contro la Namibia l'altro giorno, vittoria dell'Azzurri per 47-22 che non ha convinto comunque, ha convinto soltanto Ruzza e Morisi a dir la verità. Ruzza è un benettoniano che è stato MVP della giornata. Giovedì si ritorna in campo contro il Canada, sarà e ci vorrà un'altra Italia. L'europeo del volley maschile ha visto l'Italia vincere facile 3-0 contro la Turchia, sconfiggendo sia gli infortuni e sia il virus con la febbre che aveva colpito ben 3 giocatori. Questa sera gli azzurri, come un po' programmato e pronosticato, giocheranno contro i francesi e la si chiama rivincita. Andiamo a parlare di calcio perché la Serie A oggi ritorna già con gli anticipi della quinta giornata di campionato. In campo andranno questa sera alle 19 Verona-Udinese, un derby tutto veneto-friulano insomma. E poi c'è Brescia-Juventus alle 21 perché è importante, perché c'è il ritorno in campo di Balotelli che vedremo se riuscirà a mettersi in luce, a comportarsi bene, soprattutto con questo suo nuovo campionato e con questa sua nuova squadra, il Brescia, che gli ha dato una nuova possibilità. Domani e giovedì il resto della giornata con Napoli in campo, Inter, Milan, tutti gli altri. Anche la Serie B gioca e anticipa. Questa sera le venete vanno in campo così. Cittadella-Pescara, c'è una dichiarazione sulla Gazzetta dello Sport di oggi di Venturato che dice: sono stanco di avere i complimenti per il bel gioco espresso, a noi in questo momento servono i punti, servono le vittorie ed è proprio così. Entella-Venezia, la seconda gara, poi Pordenone-Benevento che come di consueto, lo sapete, le partite interne del Pordenone si giocano tutte alla Dacia Arena di Udine. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto di Bortoluzzi è ritornato da Roma con una bella vittoria in tasca e adesso il prossimo turno alla Barison di Vittorio Veneto sarà casalingo contro il Perugia. Passiamo alla Serie C dove dicevo in precedenza di Venturato, no? Che sulla panchina comunque del Cittadella è bello saldo. Chi avevamo detto non fosse così tanto più saldo era questo uomo, Pavanel, che alla Triestina da anni stava facendo bene, ma vedete come il calcio, dico io, è poco riconoscente, perché fino all'altro anno Pavanel non si sarebbe dovuto toccare nemmeno se avesse dovuto uscire da solo o in compagnia dallo stadio, proprio poteva fare quello che voleva, no? Sono bastati 3 KO consecutivi per il calcio e per la Triestina per far dire che a Milanese che Pavanel non è più l'allenatore della Triestina. Panchina che potrebbe essere affidata a Sottil o a Grassadonia, fatale per Pavanel, come dicevo, il terzo KO consecutivo. Il nostro campionato
di riferimento è quello dell'eccellenza, un'eccellenza che ha visto giocare la terza giornata con risultati tra l'altro anche in linea. Quello che forse non è stato in linea è stato quello dell'Eclisse Careni Pievigina. Tutti si aspettavano una vittoria in casa della formazione di Della Bella, invece è arrivata un'altra sconfitta, la seconda in casa per 2-1 contro lo Spinea. E allora ieri abbiamo sentito Della Bella, molto obiettivo tra l'altro, oggi sentiamo il tecnico degli ospiti proprio appena terminata la gara. Pierpaolo Deste. Mister, 2-1, vittoria, penso che avete fatto anche una buona partita, quindi meritato. Sì, abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare un pochino meglio, secondo il mio punto di vista, però penso che la vittoria sia abbastanza meritata, insomma, abbiamo avuto anche più occasioni, anche gestito meglio la palla, anche se devo dire che al primo tempo abbiamo fatto un po' fatica per il modo che abbiamo noi di giocare, però c'è anche il merito, insomma, c'è una squadra avversaria e quindi bisogna dar merito anche loro, però penso che sul risultato non ci sia molto da parte loro da recriminare, insomma, penso che abbiamo meritato, credo, nel complesso. Voi non avete mai mollato, no, ecco, come diceva. I cambi sono stati fatti anche per cercare di mettere forze fresche davanti, per provare a vincerla. E sul giro palla dietro, su alcuni movimenti che proviamo, non li abbiamo fatti benissimo come al solito, però ci sono anche delle motivazioni, perché avevamo invertito i terzini, avevamo per cercare a superare un po' insomma, anche la bravura di Dall'Andrea, quindi avevamo preparato qualcosina, sul giro palla non è venuto benissimo, però insomma è venuto bene, mi pare. La parte finale, esatto, io in telecronaca dicevo che un uomo come Nassif era davanti, poi sì, però dopo ne abbiamo tanti di bravi noi, onestamente abbiamo una rosa dove quelli che non partono titolari sono comunque all'altezza o molto vicino ai titolari, quindi è un po' la nostra forza, non si abbassa l'intensità, non si abbassa la qualità, e magari abbiamo altri limiti, perché non è che siamo, però più o meno la rosa è abbastanza variegata e di buon livello, ecco, diciamo. Però se non sbaglio 7 punti siete lì in alto. Sì. Onestamente non pensavamo, però è ancora molto lunga, dai. Cerchiamo di mettere da. Dura perché sono tutte squadre buone, sono tutte squadre di valore, si fa fatica a dire c'è una squadra un po' più debole, in realtà no, quest'anno è veramente difficile come girone, quindi ci sarà da sudare fino all'ultimo, però intanto dai 7 li abbiamo messi da parte, dai. Questo non è male. No, non è male, dai, grazie, viva il lupo. Viva il lupo, allora, Pierpaolo Deste, allenatore felice dello Spinea perché ha espugnato il D'Agostin di Pieve di Soligo. Vi ricordo che la partita la potete vedere on demand sui nostri canali social di Veneto Globe, e cioè Facebook e YouTube. Potete trovare appunto già la partita con il commento del sottoscritto. La TVB De Longhi, adesso siamo all'angolo dedicato al basket, perché si inizia in A1 il campionato, monumenti già colorati l'altra sera a Treviso per dare il saluto alla 1 della TVB. È una TVB che ha spostato l'inizio, perché doveva iniziare proprio oggi, 25 settembre, mercoledì, invece per esigenze televisive si inizia al Palaverde il 26, giovedì, con la super favorita tra l'altro di Milano, la Milano Armani. La seconda giornata poi in trasferta a Cremona, il ritorno a Palaverde per la terza con Pistoia. In bocca al lupo naturalmente a Menetti, che farà la sua conferenza stampa domani pomeriggio per inquadrare la partita con l'Armani Jeans. In Serie A2 femminile invece il Ponzano sarà al via, perché ormai iniziano tutti i campionati, sarà al via il 28 settembre in casa contro Bolzano, mentre la Rucker Samve farà il suo esordio in casa, e siamo in Serie B, è una Serie B che seguiremo con lo streaming in diretta dal Palasystem di San Vendemiano. Contro Vigevano giocherà il 28 settembre, proprio inizio campionato, playoff tra l'altro a incrocio tra girone A e girone B e tra girone C e girone D, per sancire 4 promozioni in A2, cancellate anche in questo caso le Final Four.
Andiamo a parlare di volley femminile. Quando si parla di volley femminile in città, a Conegliano, in provincia di Treviso, nella regione Veneto, insomma si parla di Imoco Volley Conegliano, presentata sabato in piazza Cima a Conegliano, tutta la squadra, tutto l'entourage, e ora si attende il via del campionato il 13 ottobre. Noi siamo andati agli allenamenti, abbiamo sentito anche una delle nuove giocatrici, tra l'altro la cuginetta, chiamiamola così, di Paola Egonu, e allora chiamiamola semplicemente Terry, con un cognome che è un po' particolare, Onyenvu. Eccola qui. Terry, semplice, facile, ma anche per me, va benissimo. Sei arrivata allora, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Adesso sono ancora in fase di recupero per l'attività estiva, però tutto benissimo. Entrare a far parte della famiglia Imoco? È una grande responsabilità innanzitutto, perché comunque è una famiglia che lavora molto bene e che ha sempre ottenuto molti risultati, però sono molto contenta perché spero di poter contribuire, soprattutto in una squadra come questa che lavora molto bene, e sono molto contenta perché hanno anche un buon modo per accogliere le persone nuove. Avete altri parenti da portare? Per ora no, dai, speriamo. È vero, Angela. Cioè, assolutamente sì. 3-4 anni. Però, ottima idea. Che aspettative hai per questa tua stagione di introduzione? Pochi attimi in campo, pochi scambi? Ma io di aspettative in realtà preferisco non averne, o comunque magari ce le ho inconsciamente, però penso che questo sia prima di tutto un anno di passaggio, cioè uscendo dal Club Italia questo deve essere un anno per farmi capire un po' com'è il mondo dei grandi, e devo ambientarmi nel mondo comunque degli adulti, e dove le giocatrici comunque sono giocatrici di livello, quindi imparare a far parte di una squadra dove ci sono delle aspettative, dei risultati, e comunque c'è gente che pretende, perché comunque per me arrivare qua a lavorare con una Mochi non è una cosa da niente, quindi aspettative non ne ho altissime. Io non so bene fino a dove posso arrivare, però conto di fare del mio meglio. Già comunque assaggiato un po' che cosa significa lavorare ad alti livelli nazionale, ti può aiutare in questo inserimento? Sì, decisamente. Per fortuna quest'estate ho avuto l'occasione di fare gli europei con la maggior parte della squadra che comunque è qua, e sì, mi ha dato la possibilità di iniziare un po' ad assaggiare quello che è lavorare con le grandi e capire un po' cosa vuol dire avere delle pretese e il lavoro di squadra quando c'è da fare qualcosa e concludere qualcosa. Secondo me avremo modo di conoscerla molto quest'anno, questa giocatrice, e allora in bocca al lupo a lei per un buon campionato. Il Pro 14, perché iniziano i campionati, vi dicevo volley, vi dicevo basket, il calcio è già iniziato, inizia anche il Pro 14 del Benetton Rugby. Inizia sabato alle ore 18:15, avversario di quelli tosti, il Leinster, campione, insomma alle 18:15 a Monigo, tutto esaurito, si spera, per sostenere questa prima uscita stagionale del nuovo campionato 2019-2020 per il Benetton. Concludiamo con un bel personaggio, Alex Zanardi. Bene, Alex ha dato la conferma alla Venice Marathon in questi giorni, tra l'altro in un momento felicissimo proprio per l'atleta che si è laureato da poco campione del mondo di categoria, in vista delle prossime Olimpiadi. Non è poco, andiamo a sentirlo. Ciao a tutti ragazzi, volevo ricordarvi che manca davvero poco alla 34esima edizione della Venice Marathon, la Huawei Venice Marathon, una gara da non perdere assolutamente, una gara bellissima. Personalmente sono abbastanza di parte perché io nel 2009 vinsi la mia prima gara di handbike e quindi quest'anno ricorre il decennale di questa prima vittoria che mi ha poi lanciato verso soddisfazioni assolutamente inimmaginabili. Anche quest'anno mi sono confermato campione del mondo nella categoria e con i giochi di Tokyo alle porte, beh, è davvero di buon auspicio, per cui insomma è l'ennesima dimostrazione che l'erba cattiva non muore mai. Però non si parla di me, ma si parla di una gara bellissima come quella della Maratona di Venezia, una gara che si snoda su un percorso fantastico, una gara davvero
meravigliosa anche da un punto di vista scenografico per tutti coloro che corrono e che magari fanno proprio a Venezia la loro prima esperienza. Sono certo sarà un momento indimenticabile, una gara molto bella e anche molto, come posso dire, partecipata dal pubblico, dalle persone, dagli organizzatori che ogni anno si adoperano per fare qualche cosa di più, allargare sempre di più il loro raggio d'azione nel terreno della solidarietà, con i progetti che mi stanno a cuore. Insomma, gli amici della Venice Marathon sono ormai 6 anni che ci sostengono, ma sono tanti progetti, credo 17 progetti di solidarietà che sono stati abbracciati a nome e con il sostegno di Venice Marathon, per cui mi raccomando ragazzi, correte con il cuore per far viaggiare veloci le gambe, ma anche per essere vicini a tutti i progetti di solidarietà che hanno bisogno del vostro sostegno. Ciao! Un grande campione Alex Zanardi, allora ricordatevi Venice Marathon. Bene, abbiamo concluso anche per oggi, l'appuntamento è per domani con altre novità, altre chiacchiere, altre curiosità. Non mancate!